Terre di Levanto, sono qui con Roberto e un vermentino. Cosa ci dici di questo vino? È un vermentino che nasce a Levanto, nasce su mare, siamo a 50 metri dal mare, è una zona splendida, siamo sul sentiero 1 Levanto-Monterosso al mare delle Cinque Terre. Il vino diciamo, racconta tutto dai profumi che abbiamo un terreno roccioso, siamo sugli scogli del mare, dunque la sua struttura se la fa da sé. Sicuramente non ci regaliamo nulla noi col mangiare, è molto sapido, salmastro a bomba, comunque i bianchi sono i nostri vini del territorio e noi cerchiamo di fare il meglio possibile con questi prodotti qui. Quello che raccontiamo del nostro territorio è che è un territorio molto difficile, il lavoro è tutto manuale e richiede tante ore di lavoro per pochi ettari di terreno. Cerchiamo di coltivare ancora da parte del vermentino, comunque abbiamo del ciliegiolo che ha una storicità sia a Levanto che in tutta la Liguria, e facciamo due blend che sono le due DOC colline di Levanto, che sono Vermentino, Albarola e Bosco, Sangiovese, Merlot e Ciliegiolo. Roberto, raccontavi di questo territorio impervio, coltivazione eroica, cosa si intende? Coltivazione eroica si intende che praticamente i vigneti sono scoscesi su mare, abbiamo i vigneti con i muri a secco, dove il muro a secco non ti permette di arrivare con attrezzature meccaniche, ma devi andare con attrezzature manuali. Attrezzature manuali oggigiorno sappiamo benissimo che è difficile reperire persone che fanno questo, dunque abbiamo delle grosse difficoltà e cerchiamo di mantenere questi 2,5 ettari che noi abbiamo registrato in Regione Liguria e diciamo nel 2023 entriamo a far parte dei vigneti eroici per questo motivo qui. Io sono giovane, però l'azienda c'erano già i nonni, è un'ottantina d'anni che si produce e questo fa sì che poi viene fuori qualcosa di eccezionale. Bellissimo, qualcosa di speciale, bello, cultura, tradizione, cin cin.